Ci risiamo. Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Ma non vi siete scocciati? Non vi siete rotti i cosiddetti coglioni, scusatemi la parola? Non vi sentite ridicoli, alquanto ridicoli? Bene, cari pseudo tifosi juventini, voi che ci avete pagine social, Facebook, Instagram, Twitter X, YouTube, Twitch. Benissimo, io vi vorrei dire una cosa. È uscita una nuova pomata, eccola qui, guardate, è questa qui. Dovete usare questa pomata qui, questa vi fa passare tutto. Questa vi fa passare tutto, e c'è pure l'erogatore, scegli la dose che vuoi, pip, te la spruzzi e steppo, se vai in farmacia e dici brucia culo, quelli te la danno subito, non vi preoccupate, non serve nemmeno la prescrizione del dottore, va buono? Se no c'è il Malox, va buono? Pure un Malox va buono. Allora, a parte le scimità, ma la volete finire di fare i ridicoli? La volete finire di fare i ridicoli? Vi supplico, perché veramente state cadendo nel ridicolo ora adesso, in questo momento. È da ieri, da quando è stato annunciato Antonio Conte, che vedo milioni, miliardi di post sui social di varie pagine juventine, ma anche molto famose, che hanno molto seguito, e questa è la cosa sconvolgente, che hanno veramente tanto seguito, che continuano a postare immagini Aurelio De Laurentiis quando parlò di Giuntoli, di Conte che è andato al Napoli, di Conte che si è venduto per andare al Napoli, ma Conte juventino, Conte di qua, Conte di là. Ma ragazzi, ma veramente vi brucia così tanto il culo? Ma perché dovete fare ma io non vedo tanto schifo, che poi nemmeno, anzi, fermi un attimo. Visto che voi dite che non esiste rivalità fra Juventus e Napoli, perché l'avete sempre detto, non c'è rivalità fra Juventus e Napoli, siete delle merde, siete di qua, siete di là, napoletani, il colera, il Vesuvio, di qua e di là, vabbè. E poi arriva Conte, l'esempio più lampante di juventinità, e succede il finimondo. E quindi io a questo punto mi domando e dico, ma allora veramente state accusando così tanto una squadra come il Napoli negli ultimi anni? Perché ragazzi, se no non si spiega. Se no non si spiega questa cosa. Questo accanimento contro De Laurentiis, contro il Napoli, contro siete venuti a prendervi Conte per vincere. È Juventino. Quanto dura con De Laurentiis? Ma io ve lo giuro, quando Conte è andato all'Inter, va bene, forse lì dovevate fare ancora più casino, no? Perché Conte è esempio lampante di juventinità, va bene, va a firmare per l'Inter, i vostri acerrimi nemici, quelli sono i vostri nemici, no Napoli, non il Napoli, a livello di scudetti, a livello di coppe, ha vinto forse un terzo delle vostre, ma nemmeno ci arriviamo a un terzo. Quando è andata all'Inter, visto che loro li ritenete gli acerrimi nemici, non ho visto tutto questo scandalo da parte dei tifosi juventini di Conte alla Juventus, di Conte all'Inter, scusatemi. Eppure, come dite voi, gli schifati a quelli dell'Inter. Cioè io non riesco a concepire pure questa cosa dei giornalisti. Conte è andata al Napoli perché non aveva alternative, l'ha cercato la Juventus, ma la Juventus non l'ha voluto, a tutti i costi voleva ritornare alla Juventus. Ragazzi, a dire il vero, se poi andiamo ad analizzare come stanno i fatti, Antonio Conte era già stato promesso, anzi no promesso, perché sennò direi una stronzata, perdonatemi, Conte era già stato chiamato all'esonero di Garcia, se vi ricordate bene. Io comunque vi ricordo la pomata, se mi raccomando usatela 2-3 volte al giorno, mi mettete la pipetta in culo, pum, spruzzate e vi passa tutto. È veramente allucinante, perché Garcia, quando fu esonerato, stavo dicendo, fu chiamato Conte. Cosa disse Conte? Io non prendo squadre in corsa. Ed è giustissimo, perché se vuoi fare il gioco di Conte,
la squadra con la mentalità di Conte, non te lo vai a prendere. E voi ditemi una cosa, ma quando avete esonerato Allegri, quando avete esonerato Allegri, siete andati a cercare subito Thiago Motta, non siete andati da Conte a domandare: oh caro Conte, che fai, vieni alla Juventus? No, perché Giuntoli Conte non lo vuole, voleva Thiago Motta, ma questa benedetta firma di Thiago Motta non è ancora arrivata. Mo siamo nel cesso, dirò una stronzata, che siamo dentro al cesso, le stronzate valgono. Ma tu vorrei che Motta non viene alla Juventus e ci viene Tudor? Vuoi vedere come va a finire la situazione, che viene Tudor alla Juventus e voi lo prendete doppiamente nelle pacche? Perché in 24 ore è stato fatto l'annuncio di Marotta, nuovo presidente dell'Inter. Poi, ragazzi, io vedo canali youtuber di juventini che non parlano d'altro della Juventus, del Milan. E che cazzo, io posso capire, fare un video ogni tanto, un po' la Juve, un po' all'Inter ogni tanto, ma per rimanere pure aggiornati. Ma questi si vanno a cercare delle cose scandalose che non sanno nemmeno loro come le trovano, pur di fare 10.000 visual, perché quando uno vedo questo è scandaloso, è uscita la notizia, e di qua e di là. Ma guardate prima in casa vostra come state messa, perché se no fate una cosa, cambiate il nome del canale, non chiamatelo più Tizio Cagno Sembroni, chiamatelo Diffamazione Inter, perché se no c'è che senso te? Quindi quando vi aprite pure il canale YouTube che siamo juventini, mi andate a ricercare cose del 2006, 2008, 2009, 2010, è assurdo tutto questo. Comunque, mo passiamo pure ai milanisti, ma una piccolissima parte, perché poi i milanisti sono persone serie, diciamoci la verità. Un milanista non è scemo, diciamo le cose come stanno. Il milanista nasce la sua testa e dice: ma quale Conte, che questi non saranno nemmeno il prossimo allenatore chi sarà, figurati se si vanno a pigliare Antonio Conte. Il milanista si fa il suo cacchio e dice: sì, ma quando mai tu l'hai trattato Conte? Visto che già volevi mandare via Pioli e volevi prendere Fonseca? E occhio, guardate che vi dico, forse un'altra stronzata, ma siamo dentro al cesso e le stronzate le possiamo dire, perché poi lo sapete, le stronzate se le porta via l'acqua. Ma tu vorrei che Allegri potrebbe ritornare subito ad allenare, potrebbe allenare il Milan? Io la butto lì, è una buttata, l'ho pure scaricata la stronzata. Quindi state a vedere come va a finire la situazione. Allegri o al Milan o alla Lazio, state d'accordo. Comunque, cari juventini, quando fate queste cose, perché mo state tirando fuori cose di 2 stagioni fa, dell'anno scorso, venite a prendervi i giocatori, vi venite a prendere Conte per vincere. Ma scusa, ma quando il Conte ha vinto con l'Inter, che poteva vincere pure un'Europa League con Conte, solo che Lukaku si è messo in mezzo ai piani di Conte, no? Diciamoci la verità. No, era l'Inter di Conte? Non mi ricordo, sinceramente, non mi ricordo. Forse sì, era l'Inter di Conte che era persa in finale quella partita. E quello che io vi voglio dire, ma smettetela, perché siete ridicoli. Cioè io vedo gente, pagine juventine che dicono: vi state prendendo tutti i giocatori della Juventus, i simboli della Juventus. Ma scusami un attimo, tu ti piati Cannavaro, Ferrara, Lippi, perché Lippi veniva dal Napoli, poi ti piate, come cazzo, Giuntoli, scusatemi, non mi veniva il nome, Giuntoli, Sarri, Higuain, cioè ragazzi, mo Pimbo Casi, uno della Juventus, quel Conte, che poi non era nemmeno più, perché sappiamo com'è finita la storia Conte-Juventus, come l'avete trattato, va bene, perché io mi ricordo poi dopo quando fu bannato via Conte, tutto quanto: no, vai, uomo di merda, vai, a te, uomo di merda, e invece mo gli leccate nuovamente il culo, Quindi, mi raccomando, come sempre, brucia cool, e vedi c'è la manovella qua, tu giri, quanti millilitri vuoi? 10 cc, facciamo 10 cc, spruzzi, pum, e quello ti fa passare tutto, brucia cool, vai in farmacia, te la danno, basta, perché pensate prima a fare la firma, a far firmare
Thiago Motta, il foglio bianco con scritto Juventus SC, SPA, come cazzo siete voi, FC Juventus, annuncia il nuovo allenatore Thiago Motta fino al 2029, con la firma di Thiago Motta, e poi iniziate a parlare di Conte, anzi non parlate più di Conte, vi supplico, perché siete insopportabili, perché non vi si sopporta più. E che cazzo, apri Facebook, Instagram e tutto, ma poi fanno la carrellata delle cose. Chi lo bello? Il bello è quello, c'è la carrellata delle cose contro Antonio Conte. Ah, voglio vedere quanto durerà, quanto dura Conte a Napoli. Ma fatti cazzo tu, che te ne fotte a te? Se dura 3 mesi, che cazzo te ne fotte a te? Tu hai tenuto 3 anni allegri, 2 anni allegri, hai tenuto 9 milioni a stagione. Con quali soldi lo comprano Conte? Napoli c'ha 200 milioni da spendere. E statevi accorta. Io vi dico una cosa. Se Conte dovesse arrivare davanti alla Juventus di Thiago Motta, e i Juventini cosa faranno? I Juventini daranno la colpa a Thiago Motta? Volesse proprio fare. Sono curiosissimo di saperlo. Comunque, signori, io vi ricordo nuovamente di andare a comprare la pomata, bruciaculo, eccola qui. E vi ricordo di iscrivervi al canale di Neapolis 1926, è gratis. Ogni tanto lo sfottò ci sta, perché il calcio è bello anche per questo, ricordatevi, lo sfottò ci sta. Poi vabbè, ieri abbiamo beccato qualche coglioncello in live e l'abbiamo bloccato giustamente, perché voglio... non va bene, non si deve mai passare la parte, diciamoci la verità. Pure questo bruciaculo e non sfottò, se la capite l'avete capito, se no vediate per la carta veramente, perché se no va bene. Detto questo, ci vediamo più tardi con le news di calciomercato, perché ci sono importanti aggiornamenti, molto molto importanti. Detto questo, iscriviti al canale, sempre e comunque forza Napoli, cari Juventini, basta, perché se no siete ridicoli veramente. Ciao.